finiscono in rianimazione con il Covid, preoccupano le condizioni di 4 persone tra i 70 e gli 80 anni vaccinate, ricoverate a Padova, altri focolai alle Terme e sui colli Euganei. E focolaio di Covid dopo i mondiali di kickboxing a Jesolo, 15 positivi tra atleti e staff, molti provenivano dai paesi dell'Est Europa. Si terranno sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa della Commenda a Rovigo i funerali dei 3 ragazzi morti a Grignano Polesine. Intanto è fuori pericolo il 16enne unico sopravvissuto al tragico incidente. Dopo ACC ora anche la chiusura di Ideal Standard nel bellunese, 1000 posti di lavoro a rischio, mobilitati i sindacati, intervenga la politica. E ancora polemica sulla cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Bolsonaro, che lunedì sarà ad Anguillara Veneta. La chiesa di Padova ci crea un forte imbarazzo. L'affossamento al Senato del DDL Zan contro l'omotransfobia, botta e risposta tra le forze politiche in Veneto, dove si stanno organizzando proteste di piazza da parte del coordinamento LGBTE. 3 anni da vai alla tempesta che sconvolse la montagna veneta Zaia, orgogliosi di quanto fatto e faremo, e stasera su Antenna 3 il racconto di quei giorni terribili nel documentario Il Veneto in ginocchio. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Il Covid in primo piano perché c'è preoccupazione a Padova dopo la notizia che 4 anziani, tutti tra i 70 e gli 80 anni, sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera a causa del Covid. Si tratta di persone vaccinate. Domenica erano stati insieme ad una festa per un 50° di matrimonio. Sono preoccupanti le condizioni di 3 uomini e una donna tra i 70 e gli 80 anni ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Domenica scorsa avevano vissuto insieme una giornata di festa, le nozze d'oro celebrate in un ristorante dei Colli. Qui si è sviluppato il focolaio che ha colpito in modo grave le 4 persone tutte vaccinate. Un quadro clinico peggiorato in modo rapido il loro, tanto che dopo il ricovero si sono aperte le porte della terapia intensiva. Nessuna notizia dettagliata filtra dall'azienda ospedaliera, che ha confermato sia i ricoveri sia la vaccinazione delle 4 persone. I campioni delle loro analisi sono già stati avviati ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per il sequenziamento. Attivata anche l'ULSS 6 Euganea, che sta conducendo l'indagine epidemiologica tra i contatti dei 4 pazienti ricoverati. Dai sanitari con forza ritorna l'invito alla prudenza e al rispetto delle norme di distanziamento sociale, soprattutto in caso di potenziali assembramenti. E sui 4 pazienti positivi in terapia intensiva è arrivata proprio pochi minuti fa una nota dell'azienda 6 Euganea. Si tratta di 4 persone, come dicevamo, 3 uomini e una donna, componenti di una stessa famiglia e residenti a Torreglia, nel Padovano. Il servizio di igiene e prevenzione dell'azienda, in contatto con il distretto sociosanitario Terme Colli, sta continuando ad effettuare i tracciamenti per capire la diffusione del contagio. Continua anche un accurato monitoraggio di tutto il bacino termale, data la presenza di numerose strutture sanitarie e ricettive dopo il riscontro di 4 casi di positività tra altrettanti turisti. Nella giornata di ieri l'indagine ha portato ad individuare altri 19 turisti italiani e stranieri che hanno alloggiato o alloggiano in 4 diversi alberghi di Abano Terme. Un focolaio si è registrato anche in una scuola elementare di Teolo, dove sono 11 i bambini positivi. E anche nel veneziano salgono i contagi. Un focolaio si è creato in seguito ai campionati mondiali di kickboxing a Jesolo, 15 positivi tra atleti e staff. Un focolaio di Covid si è sviluppato ai campionati mondiali di kickboxing in programma a Jesolo. Lo squadro Veneto Orientale ha comunicato che tra atleti in gara e i rispettivi staff nei giorni scorsi sono stati rilevati 15 positivi. 10 di questi sono già rientrati nei paesi di origine: Bulgaria, Serbia, Slovenia e Ucraina, mentre altri 5 atleti di Irlanda, Kazakistan e Russia, ancora positivi, rimangono in isolamento nel proprio albergo. Tra questi una ragazza di nazionalità russa sintomatica, attualmente seguita dal personale dell'unità speciale di continuità assistenziale.
Secondo il direttore generale dell'ULSS, Mauro Filippi, la situazione è stata gestita ottimamente dal personale del Dipartimento di Prevenzione dei Servizi Territoriali con le USCA. Dispiace per tutti gli atleti che non hanno potuto partecipare alle gare, ha affermato, ma era doveroso adottare tutte le accortezze necessarie per evitare il proliferare dei contagi. Dopo la diminuzione dei casi di inizio ottobre, in questi giorni il numero di positivi è ripreso a salire anche nel Veneto orientale. Sono circa 250 i picchi nei comuni più popolosi come San Donà, Portogruaro e Jesolo. 7 classi sono in quarantena: Caorle, Concordia Sagittaria, Musile di Piave, Portogruaro e San Donà di Piave, equivalenti a 143 alunni. I ricoveri nell'ULSS 4 rimangono comunque bassi. Appena 6 persone, di cui 4 non vaccinate, nell'area malattie infettive all'ospedale di Jesolo, nessuno in terapia intensiva. E torniamo ora sulla tragedia di Grignano Polesine. Verranno celebrati sabato i funerali dei 3 ragazzi che hanno perso la vita nel terribile schianto. Intanto migliorano le condizioni del 16enne unico sopravvissuto allo schianto. È stata fissata la data dei funerali dei ragazzi morti nello schianto della Ford Ka contro un albero lungo la strada provinciale 27 a Grignano. Le esequie si terranno sabato alle 15:30 alla chiesa della Commenda a Rovigo. Il sindaco Edoardo Gaffeo domani annuncerà il lutto cittadino. Resta confermata per sabato sera alle 20 anche la fiaccolata organizzata dagli Amici dei 3 Giovani, che partirà da Piazza Vittorio Emanuele ed arriverà alla chiesa di San Bortolo. Intanto non è in pericolo di vita il 16enne che era a bordo della Ford Ka. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici sono ottimisti. Probabilmente a salvarlo il fatto che avesse la cintura legata, promessa che il giovane sembra avesse fatto alla fidanzatina. Dai rilievi della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente emerge che la vettura stesse percorrendo la strada ad alta velocità, carambolando prima sul guardrail per poi finire la propria corsa tragicamente su un albero a bordo strada. Il Rovigo Calcio, squadra in cui avevano militato 2 dei ragazzi scomparsi, ha intanto chiesto che sabato venga rispettato il minuto di silenzio prima della partita di Coppa Veneto contro il Borgo Veneto. Dopo ACC anche la chiusura di Ideal Standard nel Bellunese. Sono 1000 i posti di lavoro a rischio, mobilitati i sindacati. Una vera e propria tragedia. Non ci sono altre parole per descrivere quanto sta accadendo a Trichiana in merito allo stabilimento Ideal Standard che la proprietà vuole chiudere. Spiazzati tutti, lavoratori, sindacalisti, politici di destra e di sinistra, tanto a Venezia come a Roma. Gravissima la decisione per il ministro Federico D'Incà, che è proprio di Trichiana, che la definisce non accettabile, indicando come vero grande obiettivo del governo la salvaguardia della produzione. Ieri all'incontro del Ministero Ideal Standard ha tolto la maschera, non ha più finto come ha continuato a fingere da un anno e ha detto che vuole dismettere lo stabilimento, vuole andarsene dall'Italia. Noi eravamo l'ultimo stabilimento produttivo e questa è stata la comunicazione di ieri. Ora serve cercare di costruire un percorso che anche attraverso il Mise permetta di trovare un accordo tra multinazionale e lavoratori. Qui a Trichiana oggi e domani 2 giorni di sciopero perché chiaramente la notizia è stata una notizia di una chiusura che noi l'avevamo nell'aria ma non ci aspettavamo in maniera così decisiva. Dobbiamo ancora di più provare a trovare una soluzione che dia comunque un futuro e una continuità a questo stabilimento, però guardando al di fuori di questo marchio, al di fuori quindi di Ideal Standard. Si spera che l'apertura dimostrata dall'azienda permetta di lavorare a un futuro con il nome di Ceramica Dolomite, mantenendo la piena occupazione dei 500 dipendenti che oggi lavorano nello stabilimento, per non dire dell'indotto che è forse il doppio o anche più. Tu vuoi andartene ma lasci lo stabilimento, gli impianti che peraltro i lavoratori in parte si sono pagati e il marchio storico Ceramica Dolomite, e noi riusciremo a trovare qualcuno in questa fase in cui il mercato è favorevole che faccia vivere questo stabilimento, faccia continuare a produrre oggetti di enorme qualità 100% made in Italy.
A Verona ora con il caso delle due bambine di 3 e 11 anni uccise nella comunità di accoglienza di Verona dalla mamma che poi si è tolta la vita gettandosi nell'Adige, mentre sul caso continuano gli approfondimenti da parte della Procura della Repubblica per chiarire gli aspetti ancora oscuri di questa terribile vicenda. Il padre delle piccole ha raccontato di non averle più viste negli ultimi 7 mesi e di avere di loro bei ricordi. L'uomo era stato più volte denunciato dalla moglie senza che però le accuse trovassero dei riscontri. Secondo il marito la donna aveva dei problemi psichici, non faccio altro che piangere, ha aggiunto l'uomo, quando tutto sarà finito potrò finalmente dire quello che ho passato e quello che sto passando. Ed ora il virus che sta causando decine di ricoveri tra i bambini piccoli e piccolissimi. Non si tratta di Covid. Nella Marca solo 25 sono i bambini ricoverati nell'ultima settimana. Sentiamo. Stiamo vivendo una vera epidemia di infezione da virus respiratorio sinciziale che nei bambini piccoli sotto l'anno, ma soprattutto nei bambini piccolissimi, provocano questa bronchiolite che sta, intasando i pronti soccorsi e reparti di pediatria. 25 ricoveri nei reparti di pediatria dell'intera ULSS 2 nell'ultima settimana, principalmente neonati di 1 o 2 mesi, ma anche bambini di 1 anno e mezzo. Solo nella giornata di lunedì al Cafoncello in pediatria sono stati 10. Il virus respiratorio sinciziale è arrivato in anticipo quest'anno, con contagi a catena e conseguenti bronchioliti, e non è la prima volta. Nel 2014-2015 c'era stata un'epidemia, mi ricordo, e la causa di questa ripresa recrudescenza è dovuta al fatto che per 1 anno e mezzo, grazie alle manovre di distanziamento, mascherine e tutto quello che abbiamo dovuto fare per il Covid, il virus respiratorio sinciziale non ha circolato e quindi i bambini piccoli, 2, 3, 4 anni, hanno molto più virus respiratorio sinciziale. Perché non hanno potuto crearsi degli anticorpi. Il virus che sta causando questi ricoveri tra i più piccoli, è bene ribadirlo, con il Covid non c'entra nulla. Anzi, il virus respiratorio sinciziale è estremamente più pericoloso per i lattantini rispetto al Covid. Non abbiamo avuto un lattante così grave in questo anno e mezzo ricoverato per il Covid. A differenza di Padova, tuttavia, nel Trevigiano nessun piccolo finora è stato intubato. Gli attuali ricoverati al Cafoncello sono 5. Impossibile fare previsioni su come questa epidemia evolverà. È una situazione da cui dobbiamo porre attenzione, ci sono tutte le strutture per poter affrontare la situazione. È chiaro che crea qualche difficoltà sia per quanto riguarda i posti letto nei reparti di pediatria sia anche per gli accessi di pronto soccorso. La malattia, che inizia come un raffreddore, si risolve in genere in 1 settimana. Una vera e propria terapia non c'è. Nei soggetti più fragili vengono somministrati anticorpi monoclonali. In età adulta chi ne ha sofferto rischia di sviluppare l'asma. Nei confronti dei bambini di pochi mesi è dunque necessario fare attenzione. Se possibile anche i bambini molto piccoli, parlo di bambini 1-2 mesi, non portateli in luoghi molto affollati e per quanto possibile, se c'è il fratellino con il moccolo, cercate di distanziarli per quanto è possibile un po'. Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico alla presenza del sindaco di Anguillara Veneta per l'arrivo il 1° novembre del presidente del Brasile Bolsonaro, che riceverà la cittadinanza onoraria. Nel pomeriggio è prevista una tappa a Padova per una visita privata al Santo. Il sindaco Giordani annuncia che non lo riceverà, dura presa di posizione anche della chiesa di Padova, che ricorda i suoi martiri e scrive: la cittadinanza onoraria ci crea un forte imbarazzo. Sceglie di affidare una nota pubblicata sul sito diocesipadova.it alla presa di posizione nei confronti della cittadinanza onoraria conferita al presidente del Brasile Jair Bolsonaro. La Chiesa di Padova, un legame forte, quello con il Brasile, una terra dove ancora operano i missionari Fidei Donum, preti e laici, e dove hanno pagato con la vita il loro impegno per i più poveri i padovani padre Ezechiele Ramin e don Ruggero Ruvoletto.
Facendoci portavoce di un sentire diffuso e in forza del legame che unisce il Brasile con la nostra terra, la Chiesa di Padova coglie l'occasione del possibile passaggio ad Anguillara Veneta del presidente Bolsonaro per chiedergli accuratamente di farsi promotore di politiche rispettose della giustizia, della salute e dell'ambiente, soprattutto per sostenere i poveri. Non si nasconde che il conferimento della cittadinanza onoraria ci ha creato forte imbarazzo, stretti tra il rispetto per la principale carica del caro paese brasiliano e le tante e forti voci di sofferenza che sempre più ci raggiungono e non possiamo trascurare, gridate da amici, fratelli e sorelle. Ad Anguillara Veneta, il presidente del Brasile in Italia per il G20 arriverà lunedì verso mezzogiorno, paese natale del nonno del padre, emigrato nel 1888, qui riceverà la cittadinanza onoraria e si fermerà a pranzo. Nel pomeriggio prevista una visita in forma privata alla Basilica del Santo. Anche i frati preferiscono non commentare in modo diretto. In Prato della Valle sarebbe già pronta una contromanifestazione. In Brasile il presidente è stato messo in queste ore sotto accusa da una commissione d'inchiesta sul Covid del Senato federale che, alla luce dei 600.000 morti, ha chiesto di mandare Bolsonaro a processo per crimini contro l'umanità. Un caso, quello della cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Bolsonaro, che divide l'opinione pubblica. Sentiamo i cittadini. Mi fa specie che venga data a un personaggio politico, seppur importante, rilevante, però comunque che ha delle idee molto particolari sull'ambiente soprattutto, quindi mi fa un po' specie, ecco, sinceramente. Posso capire che la cittadinanza di questo paese voglia dare un segnale, insomma, quindi da quel punto di vista è corretto, però bisogna valutare anche gli altri aspetti complessivi. Quindi non sarei molto d'accordo, ecco. Peggio di così non poteva andare, a Bolsonaro proprio. Ma Bolsonaro è quello del Brasile? Ma davvero? Racchiude tutto. Razzismo, non rispetto dei diritti, distruzione della foresta, ce le ha tutte. Non sono esattamente d'accordo, ecco, penso che sia una persona che per quanto ricopre un ruolo politico non sia propriamente degna di cittadinanza in una democrazia. Assolutamente no. È una cosa vergognosa. E dice che non si può. Ma per l'amor del cielo, assolutamente. L'affossamento del DDL Zan al Senato, ora contro l'omotransfobia, botta e risposta tra le forze politiche anche in Veneto, mentre il coordinamento LGBTE sta organizzando proteste di piazza. È stata un'enorme delusione e ci confermiamo, insomma, il solito paese di cialtroni, ecco, da questo punto di vista. Lo scontro politico a livello nazionale e poi la ricaduta nel locale, l'affossamento del DDL contro l'omotransfobia presentato dal deputato padovano Alessandro Zan è accolto con sconcerto dai rappresentanti del coordinamento LGBTE, che si sono sentiti traditi dai membri di quei partiti politici che dovevano portare a casa questo risultato. Il voto segreto ha favorito questo voltafaccia e il disegno di legge, almeno per 6 mesi, rimarrà nel cassetto. Non era una richiesta che proveniva soltanto dal popolo italiano, ma è una richiesta che proviene dall'alto, dall'Unione Europea e dalle numerose risoluzioni che sono state adottate in tale ambito, con cui l'Unione invita gli Stati membri a legiferare in materia. Un sentimento, quello della comunità LGBT, comune a Treviso e altrove, un tema che ha suscitato reazioni opposte sui due fronti politici, l'esultanza sui social del commissario della Lega Gianangelo Boff da una parte, l'indignazione dall'altra del capogruppo del PD di Treviso Stefano Pelloni, che attacca proprio il Carroccio, e poi l'azzurro Emanuele Crosato, che in aperta contrarietà con il suo partito scrive: oggi gli stolti festeggiano, perché anche nel trevigiano, secondo il coordinamento, una legge di questo tipo sarebbe urgente. La sera in cui c'è stato il Pride a Treviso nel 2016, uno degli organizzatori è stato picchiato da 10 persone.
Quindi non stiamo parlando di qualcosa che non avviene nella quotidianità, e Treviso non è immune da questi episodi. Contro quello che è avvenuto in Senato si stanno organizzando proteste di piazza. Sicuramente a Treviso ci sarà una manifestazione, adesso mi riservo di dire quando e dove, perché è in corso di organizzazione. Come nel resto d'Italia sono a conoscenza di molti altri paesi, altre città che si stanno appunto adoperando per far sentire questo malcontento. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale del Veneto. Parliamo ora di Green Pass e di un'indagine effettuata da Assindustria Veneto Centro per rilevare lo stato dell'arte a 15 giorni dall'introduzione dell'obbligo di Green Pass in azienda. Ebbene, dall'indagine realizzata su un campione di 470 imprese per un totale di oltre 35.000 addetti emerge che in media oltre il 96% dei dipendenti è in possesso della certificazione verde, mentre solo il 3,7% è ancora sprovvisto di Green Pass, prova superata, ha sottolineato il presidente Leopoldo Destro. 3 anni da Vaia, la tempesta che sconvolse la montagna veneta, orgogliosi di quanto fatto e quanto faremo, il commento del presidente della regione Zaia. Calata 88. Sopra la chiesetta, ok, molto bene. Sono passati 3 anni dalla tempesta perfetta e i cantieri in ogni angolo del Bellunese non si sono mai fermati nemmeno in piena pandemia. A Roccapietore, comune divenuto simbolo del dramma, l'elenco delle cose fatte e da fare è lungo. Ci sono in corso argini, briglie, ponti, difese spondali. Stiamo ultimando il ponte di Col di Rocca che il Vaia si era portato via. Stiamo iniziando i lavori a Sottoguda sui serrai in maniera importante. La cronaca dell'emergenza da queste parti è quindi diventata presto cronaca della ricostruzione, con il coordinamento affidato allo stesso presidente Luca Zaia in qualità di commissario straordinario, orgogliosi di quanto fatto e faremo le sue parole. Oltre 2.000 i cantieri, 700 i milioni di euro investiti. Abbiamo imparato a fare squadra per l'ambiente, il commento invece del ministro bellunese D'Incà. Ma i frammenti di quei giorni non si dimenticano. Sono le 14 del 26 ottobre quando parte la prima allerta idrogeologica, ma è dal 28 che le piogge diventano fortissime, con un vento di scirocco che nel pomeriggio del 29 tocca picchi di 192 km/h. È qui che l'allerta diventa dramma, l'apocalisse. Le piante vengono sradicate, i cartelloni stradali divelti, i tetti scoperchiati, i boschi diventano cimiteri di alberi. Il comune più danneggiato è Feltre. Sulla Cugliada un uomo di 49 anni viene travolto da un albero mentre rientra dal lavoro. È lui di fatto l'unica vittima di Vaia, ma tutti sanno che poteva andare peggio se gli enti locali non avessero adottato provvedimenti e lanciato appelli, come a Longarone, dove l'ordinanza di evacuazione dell'area industriale è stata provvidenziale. C'è stata una grande anche collaborazione con le stesse aziende, perché abbiamo condiviso la chiusura a mezzogiorno e quindi questa è stata anche una scelta che ha permesso, mi auguro, di salvare qualche vita umana e di non veramente far diventare ancora più tragica questo dramma di questa tempesta. Ma di Vaia non restano soltanto i cantieri, un grosso progetto potrebbe vedere la luce già nei prossimi mesi. Il nuovo centro di coordinamento di soccorso che presso la sede dei Vigili del Fuoco, mi auguro il prossimo anno, potrà garantire di avere una struttura nuova, efficiente, tecnologicamente avanzata, che possa aiutare tutto il sistema di protezione civile della nostra provincia a funzionare al meglio. E questa sera vi riproporremo il documentario realizzato da Antenna 3 che ripercorre i giorni terribili della tempesta Vaia, le immagini della furia del vento, dell'acqua e del fango, le voci, le storie, la rabbia e la voglia di rialzarsi. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:15. Ed ora torniamo a parlare del centenario della sezione alpini di Treviso. Le Penne Nere della Marca si stanno preparando alla 3 giorni di eventi e manifestazioni che culmineranno domenica.
i cavalli scalpitano, tutti quanti sono talmente, tutti i miei soci vedo che ogni volta domando quando facciamo la dunata, questo è il momento giusto per poter ritrovarci insieme, per poter partecipare a questo grande evento. L'entusiasmo è al massimo e fervono i preparativi in tutti i gruppi della marca per partecipare alle manifestazioni organizzate per il centenario della sezione di Treviso. Qui siamo a Biadene, il gruppo locale delle Penne Nere è pronto ed auspica che l'occasione diventi anche un motivo per valorizzare l'ossario più piccolo d'Italia. Ci piacerebbe che tutte quante le persone anche della provincia di Treviso conoscessero questa realtà, il monumento ossario di Santa Lucia, una cosa che tutti quanti noi paesani sentiamo nel cuore, perché lì ci sono sepolti tutti i nostri vecchi. Al gruppo di Fontanelle l'emozione è palpabile. Ho ritrovato spirito di comunità e anche di fratellanza tra noi, perché è un'occasione dopo tanto di ritrovarci una volta insieme dopo tutto quello che è successo. Tutto è pronto per la staffetta che vedrà gli alpini coinvolti nel portare nei primi 5 chilometri una delle 4 parti del logo del centenario, parti che verranno ricomposte sabato pomeriggio a Treviso in piazzale Burchi e Lati, dando il via agli eventi all'interno della città. Noi saremo al Bosco delle Penne Mozze venerdì mattina per l'alzabandiera e l'inizio della marcia. Si esce da quasi 2 anni di grande difficoltà che hanno visto gli alpini in prima linea nella lotta alla pandemia, con grande impegno in tutte le fasi, dall'iniziale distribuzione delle mascherine fino al lavoro nei centri vaccinali, ma non appena è stato possibile si è ripreso il lavoro con i bambini e i ragazzi delle scuole. Il discorso della natura, il discorso della montagna, il discorso della salvaguardia del nostro ambiente sono dei valori sui quali noi intendiamo insistere e coi quali coinvolgere le generazioni future, perché questi sono i valori che noi vogliamo e dobbiamo lasciare a loro. E la 3 giorni di festa degli alpini sarà seguita da Antenna 3 con collegamenti nei telegiornali e dirette per raccontare le celebrazioni. Da domani, con la partenza delle staffette da Cima Grappa e dal Bosco delle Penne Mozze, a sabato dalle 20 seguiremo la serata dei cori alpini nelle principali piazze di Treviso, e poi domenica 31 il gran finale dalle 7:50 del mattino, lunga diretta dello sfilamento delle Penne Nere, la messa celebrata dal Vescovo Tommasi e lo scoprimento della targa del centenario in piazza Borsa. Quindi appuntamento questo fine settimana con le Penne Nere su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. È ancora l'alta pressione a comandare il tempo sul nostro territorio. Sarà dunque un venerdì 29 ottobre del tutto tranquillo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, con tanto sole dappertutto. Al mattino sarà possibile qualche addensamento per locali nubi alte. Col passare delle ore cielo via via più limpido. Venti deboli da nord-est in pianura, a tratti moderati sulle zone orientali. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 1 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la grafica ci mostra un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno e non sono attese piogge. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 17-18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo la stessa situazione, anche qui sarà soleggiato dappertutto con qualche locale velatura. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 17-18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.